Eccoci qua, allora in piena atmosfera natalizia di queste feste, con la neve, i boschi ammantati, i silenzi, la natura, chi può godersela in questo periodo festivo. Abbiamo pensato stasera di invitare una persona che ci è molto cara a Gheo, un uomo che per 40 anni ha lavorato nel Corpo Forestale dello Stato, ha curato i boschi, li ha protetti, li conosce profondamente, anche uno scrittore riesce a trasferire nei suoi libri questo amore, questo ascolto della natura. Ecco, leggere i suoi libri significa veramente fare un po' dei viaggi e imparare ad ascoltare i tanti linguaggi degli elementi naturali. Lui è Daniele Zovi, è tornato a trovarci a Gheo. Ciao, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Sempre un piacere vederti, Daniele. Allora, stasera siamo qui per presentare uno dei tuoi libri, ne scrivi tanti, sei un autore prolifico, ma molto bello. E tu hai scritto dei libri per ragazzi, per bambini ragazzi. Stasera presentiamo i racconti del bosco, avventure nella natura di ragazzi, alberi e animali. Ne hai già scritti altri dedicati ai ragazzi con gli stessi protagonisti, no? E in questo che cosa ci racconti? Beh, sono due fratelli intanto. Sì. Il maschio è un po' più vecchio, ma fanno tutti e due le elementari e vivono in città. Vanno a trovare gli zii, molto spesso, gli zii abitano in montagna. La zia di mestiere fa la guardia forestale, che è una di quelle ragazze che hanno lavorato con me per tanti anni ed erano anche molto brave, se devo dire il vero. E quindi la zia li porta i ragazzi nella natura, gliela fa conoscere, gliela fa toccare con mano e loro automaticamente vivono molte avventure. Sostanzialmente è quello che è capitato a me quando ero giovane. Quando eri giovane, Sì. no, ma è un libro molto bello. E tu sei un grande narratore, davvero, narratore appunto di quello che è la dimensione fisica, naturale dei boschi. Qui stiamo vedendo delle immagini stupende di questo periodo, dei boschi ammantati di neve, no? L'immagine tipica del nostro immaginario di Natale sono le foreste di abeti, con queste chiome innevate, questo silenzio della neve. Il silenzio della neve può anche inquietare molto alcune persone, perché ovatta tutto, no? Beh, inquieta perché non siamo più abituati al silenzio, cioè viviamo in un mondo immerso nelle immagini intanto, ma anche nei rumori. È molto raro che ci sia del silenzio. Perciò a chi non è abituato fa un po' paura, è vero, qualche volta inquieta. In realtà ci si abitua perché nel silenzio si sentono i rumori più sottili, quelli più delicati, che anche d'inverno ci sono, perché gli animali non stanno fermi. Mai, no? Nel silenzio si sentono anche forse più forti i propri pensieri, le proprie emozioni. Certamente, e si sente il battito del nostro cuore quando si cammina, che poi si armonizza con il nostro passo anche e con il respiro. Cioè il silenzio ci aiuta anche a conoscere meglio noi stessi. Sì, infatti dobbiamo stare bene, se no ne ha paura. Qui vediamo gli animali nella neve, no? Gli animali che non stanno mai fermi, gli scoiattoli mi fanno una tenerezza infinita e non so come facciano a ricordarsi dove nascondono le loro provviste. Questo è un tasso che qualche volta fa un lungo letargo, però ogni tanto esce e si fa una passeggiata sulla neve. Mentre lo scoiattolo non va mai in letargo, ma siccome è dotato di questa bellissima coda che funziona da coperta, ecco, dorme più a lungo che durante il periodo estivo, ma supera il freddo coprendosi bene. Avvolgendosi come se fosse una sciarpa. Senti, è vero che la neve non è bianca completamente? La neve neve è priva di colori, no? Per noi è un manto bianco, ma in realtà non è così. Guarda, il manto bianco è quando la neve cade, poco dopo che è caduta, magari le nuvole vanno via e viene illuminata dal sole, quella roba là che vedi, quel colore che vedi è bianco, ma dura abbastanza poco. Perché poi se guardi l'immagine, la stessa immagine, guardi la fetta che è in ombra, magari un albero che fa l'ombra o una roccia che fa ombra, diventa azzurra. Certo. E già cambia colore in quel momento, nello stesso istante. Ma poi, rimanendo lì, la neve in realtà viene intanto visitata da molti animali, troverai sempre molte tracce.
di animali nella neve. Beh sì, gli erbivori non vanno in letargo, i cervi, i camosci, i caprioli, i carnivori che li predano, quindi i lupi, le volpi, lo sciacallo dorato, nemmeno. Ecco, questo è un lupo. Questa è una foto molto interessante perché io credevo fosse un lupo solo e poi seguendolo ho visto che un lupo andava da una parte e quello che aveva camminato dietro sulle tracce del primo è andato da un'altra. Ma mettono le zampe così dritte una davanti all'altra? Ma senza mai sbagliare. Questa cosa. E in questo modo loro risparmiano energia, perché camminare sulla neve è molto faticoso, chiunque ha provato lo sanno molto di più anche i lupi, che camminano in fila indiana, magari anche 2 o 3, e mettono esattamente la zampa dove l'ha messa il primo. Fa impressione quella fotografia. Che Io sembrava un immagino lupo. che si diano anche il cambio ogni tanto, Certo. perché quello che sta davanti fa più Fa più fatica. fatica. E invece Però quello che sta dietro sfrutta il inchino che ha sorprendente. fatto quello davanti. Sì. Ecco, tu il lupo l'hai incontrato? Nelle tue Sì, passeggiate? abbastanza, sì, Sei riuscito a vederlo? sono riuscito ad osservarlo. Una volta in un giorno di pioggia, pioggia che non era prevista, no? E quindi mi ha colto di sorpresa, quindi ho girato i tacchi e sono andato verso casa. Evidentemente aveva sorpreso anche il lupo che non mi ha sentito, perché quando piove i rumori, gli odori vengono un po' portati via dall'acqua. Quindi, siccome il suo mondo è fatto di molti odori, lui sta sempre molto attento, quella volta non mi aveva sentito, non aveva sentito la mia presenza. E l'ho visto a una quindicina di metri di distanza. Poi lui mi ha guardato, io ho guardato lui, eravamo tutti e due fradici, andavamo tutti e due probabilmente a casa e quindi non è particolarmente sfuggito, non è scappato. Probabilmente ha avvertito che eravamo due animali simili sotto la stessa pioggia e sotto lo stesso cielo. Ecco, l'uomo moderno, Daniele, oggi non è più abituato a convivere con gli animali selvatici importanti. Noi veniamo in un paese dove per 40, 50, 60 anni il lupo non c'è stato quasi più, no? Beh, è stato sterminato semplicemente. sterminato, L'uomo ha ucciso tutti gli animali che gli davano fastidio. Però adesso sta riemergendo, sta riprendendo i suoi areali, il suo habitat, però con grosse problematiche dovute anche al fatto che la presenza dell'uomo è sempre più forte, quindi poi ci sono le ibridazioni dei lupi con i cani e poi ci sono il lupo che era un regolatore, no? Poi delle specie anche invasive non ha potuto fare per tanto tempo il suo lavoro e adesso abbiamo invasioni di animali selvatici. Ecco, tu pensi che l'uomo moderno potrà ritornare un domani a convivere con certe specie oppure no? Lo deve fare. Perché dovrebbe farlo? Perché non ci sono nella... alternative. L'uomo moderno deve ripensare al suo ruolo all'interno di questo pianeta. Deve assolutamente ricordarsi che abita la stessa casa dei vegetali e degli animali. Non abbiamo due pianeti, non c'è il pianeta dove abita l'uomo e quell'altro dove abitano gli animali. Abitiamo tutti la stessa casa e solo rifondando un nuovo patto di alleanza con gli animali e con le piante, noi riusciremo ad affrontare tutti i problemi giganteschi che abbiamo di fronte con un animo diverso, anche con una determinazione diversa. Tutte le storie di squilibrio di biodiversità raccontano che dove una specie manca o dove ne prevale troppo un'altra, perché appunto manca un anello, si creano delle situazioni ingestibili per tutti quanti, esseri umani compresi. No? In Italia però abbiamo molti... ripristinare l'armonia è possibile nella nostra penisola così antropizzata? Non sarà che gli animali selvatici importanti finiranno per vivere confinati in dei parchi, in dei recinti? Sarebbe un errore, soprattutto per l'uomo. L'uomo ha bisogno di vederli. Vedere un selvatico è provare una forte emozione ed è tornare a essere quello che eravamo. Non dobbiamo mai dimenticarci le nostre radici. Secondo me lo abbiamo fatto troppo, legandoci alle automobili, al nostro vivere comodo, ai computer, al consumismo, all'uso del cellulare smodato. Noi dobbiamo tornare a riuscire ad osservarli, a riuscire ad emozionarci e allora affronteremo meglio anche
le rinunce che ci verranno chieste se vogliamo salvare il pianeta. Ecco, Perché noi pensiamo di poter salvare il pianeta senza rinunce, un po' questo è un po' l'errore di fondo dell'essere umano. Va Questo bene sì. salvare il pianeta, basta che a me non mi costi nulla, no? È un po' questa la lotta da certo. fare. Allora, gli equilibri naturali, Sveva, sono certamente regolati dalla presenza degli erbivori che piacciono a tutti, no? Cervo, capriole, ma anche dei carnivori, perché in alcune zone d'Italia l'eccesso di numero degli erbivori ha quasi annullato la rinnovazione della foresta. Quindi l'arrivo del lupo invece ha cominciato a far scappare i cervi in questo caso e anche chiaramente predarne alcuni, ma soprattutto ha regolato, ha creato un equilibrio che prima non c'era. Però gli esseri umani non sono più abituati a conviverci e quindi non ne vogliono sapere, questa è la verità. Posso ricordare una cosa? Dei lupi l'uomo ha paura perché sono stati raccontati male. Il lupo cattivo era sempre più cattivo nelle storie che nella Ma poi più realtà. che altro penso che oggi abbiamo tanti strumenti per convivere col lupo, per tenerlo a bada, lontano dagli allevamenti, insomma. E dobbiamo ricordarci che negli ultimi 160 anni nessun lupo ha mai aggredito un uomo in tutta Europa. Certo. Allora, il bisogno di ricostruire un patto con la natura, tu parti dalle generazioni giovani Sì. con questi libri belli che raccontano delle fiabe ma che sono la realtà. Perché... No, non sono fiabe. No, lo so. Perché non sono capace Sono di fiabe, inventarle. però la natura ha la bellezza di una fiaba, ma Ah è no, la certo, realtà. questo sì. Volevo dire. Grazie a Daniele Zovi, davvero, scrittore, divulgatore, per 40 anni nel Corpo Forestale dello Stato, un grande esperto della nostra natura montana. Grazie Daniele, tanti auguri per questo nuovo anno.